Siamo giunti alla terza corsa da Bologna, un confronto per femmine di 4 anni sulla distanza del miglio, 12 al via. Beatrice Grad, Blaze di Poggio, Blue Bay Pell, Brigitte Trio, Bulla for Glory, Bianca del Sile in prima fila, Berenice Gar, Beautiful LP, Birichina Pell, Holly Molly, Bella Ru di Gaia e Bonita Cis in seconda. Pronostico che vede Beatrice Grad favorita. Numero 1, macchina che accelera, partita in questo momento con la velocità iniziale di Blue Bay Pell. Numero 2, Blaze di Poggio, squalificato. Numero 5, Bulla for Glory, squalificato. È partita bene dalla seconda linea anche Berenice Gar. E così dopo 200 metri in 14,5 le due numero 9, Birichina Pell, squalificato. Poi c'è un divario di qualche lunghezza per arrivare alla quarta sul percorso. Le prime 3 hanno preso vantaggio, i primi 400 in 29,5, ora Beatrice Grad numero 12, Bonita Cis, squalificato. In terza posizione c'è Blue Bay Pell davanti a Brigitte Trio, via via tutte le altre con all'esterno Beautiful LP che cerca la risalita dopo i primi 600 metri in 46,3. Così dopo 700 metri di gara non cambia nulla, Beatrice Grad in vantaggio su Berenice Gar, all'esterno avanza Beautiful LP ma fa buona guardia Berenice Gar che sposta per non rimanere chiuso alla corda, non si fida dell'open stretch evidentemente, quindi vuole andare a tastare il polso a Beatrice Grad quando siamo a 600 dalla conclusione. La gara si accende, 1:17,2 il passaggio al chilometro e ora attacca con decisione Berenice su Beatrice. Beatrice improvvisamente sbaglia. E numero 1, Beatrice Grad, squalificato. Berenice Gar in seconda posizione. Numero 4, Brigitte Trio, squalificato. In terza posizione è passato Beautiful LP, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo. Numero 6, Bianca del Sile, squalificato. Comunque Berenice Gar deve essere sostenuta da Antonio Greppi, ci prova Blue Bay Pell nel finale. Blue Bay Pell coglie in crisi, Berenice passa nel finale per vincere sulla stessa. Terzo posto per Beautiful LP, 1:15,7. E il successo per Blue Bay Pell e Loris Farolfi, bella prestazione, ha trovato in difficoltà proprio agli ultimi 100 metri Berenice Gar che sembrava ormai aver liquidato il discorso vittoria dopo aver superato Beatrice Grad fallosa. Invece dalla sua scia è sbucata Blue Bay Pell che ha vinto molto bene nel finale, 9,94 la quota al totalizzatore e ancora una volta ancora un favorito. I favoriti non sono al traguardo in questa terza all'arcoveggio, erano femmine di 4 anni, la vince appunto Blue Bay Pell nei confronti di Berenice Gar e Beautiful LP.